Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nuovi sviluppi emergono dall'attività investigativa sull'omicidio di Giuseppe Buscemi, ucciso a colpi di pistola lo scorso ottobre a Palagonia in provincia di Catania. Indagato il nipote, agli inquirenti aveva parlato di legittima difesa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, invece, il delitto sarebbe stato premeditato e l'arma rubata. Per questo la procura ha accolto la richiesta del trasferimento in carcere del giovane 24enne. Si muoveva indisturbato per le vie della città a bordo dell'Alfa Romeo Giulietta di colore nero. L'auto, trovata dagli investigatori in via San Giovanni nel terzo covo del boss di Matteo Messina Denaro, è stata immortalata dalle telecamere comunali installate all'esterno del palazzo municipale. Sono due gli istanti che la riprendono prima della cattura alla clinica privata La Maddalena di Palermo. Scene di ordinaria follia in campo, botte tra ragazzini durante una partita di calcio. Quello che è successo è stato qualcosa di vergognoso, indecoroso e sgradevole. Il calcio giovanile ha perso di nuovo. Sono le parole utilizzate in un post Facebook dalla società di calcio Sporting Termini all'indomani della gara giocata al comunale di Campofelice di Roccella in provincia di Palermo. L'azienda siciliana Trasporti, partecipata della regione siciliana, sta attraversando una delicatissima fase di natura finanziaria al vaglio del socio unico e della governance. Sulla spinosa questione a intervenire è il segretario regionale Faisa Cisal Moschella. Ci sono in ballo oltre 750 lavoratori che aspettano di capire quale sarà il futuro dell'azienda e con essa la loro stesso destino lavorativo. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.